Siamo con Rosario Vadalà, responsabile della formazione di futsal dell'Athletic Club Palermo, reduce tra l'altro dalla presentazione ufficiale a Villa Niscemi. Partiamo proprio da quella che è questa unione con la società del presidente Gaetano Conte, un'unione avvenuta nel corso dell'estate scorsa. Sì, no, proprio recentemente, qualche mese fa, mi lega un rapporto di amicizia con Michele Lovalvo, uno dei soci del presidente Conte, mi ha contattato, mi ha presentato a Gaetano, Gaetano mi ha chiesto di rientrare nel giro dopo tanti anni di assenza perché voleva ricostruire un settore calcio a 5, un settore futsal importante che nel tempo possa creare un movimento importante di futsal. Ecco, diciamo che il principale obiettivo non è tanto fare squadre forti, il principale obiettivo della società è creare un movimento che abbia durata nel tempo in perfetta sintonia con quello che è la filosofia del settore calcio a 11. Un avvio di collaborazione, un avvio di questa nuova avventura che ha portato subito un risultato importante, un buon risultato sul campo perché ha vinto il derby contro il Palermo Calcio a 5 e è passato il turno in Sì, Coppa. sì, sì, però voglio dire mettere l'accento su altro. Sicuramente le vittorie e i passaggi di turni in Coppa sono motivo di soddisfazione di tutta la società, mia in primis, dei ragazzi in particolare che in campo si sono veramente spesi. Però, diciamo, non è questo l'obiettivo della società. Certo, ti dico la verità, io per il mio passato in categorie regionali tengo molto alla Coppa Italia. In passato con altre società ho fatto 5 finali regionali, a livello nazionale ne ho fatti 3 e la Coppa Italia per me dà un appeal importante, per cui dire che non ci tengo sarebbe mentire. Però sappiamo che siamo un cantiere aperto, sappiamo che siamo una società in costruzione, vincere contro una squadra forte come quella di mister Totolo Piccolo è motivo di soddisfazione, però rimaniamo coi piedi per terra perché, ripeto, siamo un cantiere. L'obiettivo della società è ben figurare sicuramente, ma come ti dicevo prima, creare un movimento. Abbiamo in partenza, in assi di partenza, un settore giovanile che nel tempo vogliamo che diventi importante, un under 19, un under 17, un under 15. Abbiamo una squadra che per buona parte, più del 50%, è formata da under proprio perché il nostro obiettivo non è a tiro corto ma è a tiro lungo. Queste sono le volontà del presidente Conte. Lui è stato chiarissimo con me: Rosario, creami un settore futsal che nel tempo possa essere importante. L'obiettivo nostro è quello. Obiettivo chiaro, quello del lungo periodo, però bisogna guardare anche al breve periodo, Assolutamente. all'inizio del campionato, anche perché da queste parti arriverà il Cus Palermo che a detta di tutti gli addetti ai lavori è una delle candidate alla vittoria del campionato. Assolutamente, ma poi il derby, quest'ulteriore derby, a parte che quest'anno saremo pieni di derby perché diciamo tante società quest'anno sono di Palermo, quindi diciamo la parola derby verrà usata tante volte, non c'è nulla da dire, sicuramente il Palermo Calcio 5 è stato un derby sentito per tanti motivi, anche per i rapporti di grande amicizia che ho con il presidente Messeri, però quella che è il CUS, non voglio sminuire altre partite, è uno straderby. Cioè, nel senso che i rapporti di amicizia che legano me e il direttore del CUS, Riccardo Scardina, tutti sanno che siamo stati assieme a Bagheria per tanti anni, abbiamo vissuto una cavalcata bellissima col Sant'Isidoro Bagheria e con Bagheria Città delle Ville. Ci ritroviamo per la prima volta contro, sarà un derby in tribuna tra me e lui importante. Poi tanti giocatori, tanti ex nelle due squadre, Miosi ex del CUS, sarà un derby che tutte e due le squadre sentiranno. Spero che sarà un bel derby come quello col Palermo Calcio 5 dove si è visto del bellissimo futsal, soprattutto nella partita d'andata al palazzetto. Vediamo col CUS. Loro sono candidati alla vittoria finale, l'hai detto tu, perché oggettivamente il loro roster è importante, ma io ho detto ai miei che il nostro è un buon roster, noi siamo una buona squadra che nel tempo uscirà fuori e ce la giocheremo. Ecco, chiudiamo proprio con quello che hai detto prima, ovvero sia il progetto Athletic Club Palermo sul lungo termine, l'abbiamo visto anche col calcio, abbiamo fatto delle interviste durante l'estate, col calcio a 5 la tua presenza sarà fondamentale, l'obiettivo a questo punto diventa rendere Palermo uno dei capisaldi del futsal anche come crescita di talenti.
Sì, ti ho detto poco fa il settore giovanile, è stato nella chiacchierata che ci siamo fatti con la proprietà un punto importante. Per me nulla conta se hai una squadra forte, con giocatori forti e poi dietro non hai un settore giovanile importante. Lo è sempre stato, è stato il mio credo sin dai primi anni 2000 quando col Palermo Futsal eravamo col mio carissimo amico Gigi Cafieri in Serie A, avevamo un settore giovanile importante, un under 21 importante, tra altre cose allenata illo tempore da Totolo Piccolo, da cui nasce la nostra amicizia, un under 18 importante, siamo stati campioni d'Italia under 18 e questo ti dà l'idea di quello che è per me il settore giovanile. Non è facile, non è facile, noi partiamo da zero, però l'obiettivo è avere delle squadre che nel tempo siano importanti, come a onor del vero negli ultimi anni tanti colleghi di altre società hanno ben compreso. Nulla da dire sul lavoro fatto dal Palermo Calcio a 5 in primis, dall'Eti Niners, dal Villauria, sono tutte società che in questi anni hanno brillato nel settore giovanile. Ecco, io voglio entrare in diretta competizione con loro nel mondo del settore giovanile perché sono il futuro di questa società. Tra altre cose, con le nuove normative regolamentari dal prossimo anno cambia tutto, non ci sarà il vincolo, per cui avere un settore giovanile che ti dà la possibilità di sfornare dei ragazzi importanti in casa ti dà la possibilità di dare continuità a un progetto.